Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura la vittima dello stupro al Foro Italico di Palermo ha denunciato un parente per aver abusato di lei sotto effetto di alcol e droga. Precedentemente aveva denunciato anche due sconosciuti per violenza. Dopo anni di precariato e proteste è stato avviato il processo di stabilizzazione dei 3.700 lavoratori dell'ASU. Ad annunciarlo il presidente della regione Renato Schifani. E lo stesso Schifani ha incontrato in giornata l'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore di Italy. Sul tavolo l'adesione della Sicilia al progetto del nuovo parco agroalimentare Grand Tour Italia, promossa dall'imprenditore. Chiuso caseificio abusivo nel quartiere di San Cristoforo a Catania. Denunciati due uomini del posto, sequestrati dai carabinieri gli alimenti trovati, tra cui la carcassa di un agnello. Infine il meteo: nella giornata di domani si prevedono condizioni stabili e cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio, temperature in linea con i valori dei giorni precedenti. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci!